11 Kevin Inzerauto. A disposizione con il numero 12 Davide Squizzi, 13 Lorenzo Vallese, 14 Filippo Felici, 15 Loris Facciolo. La storia questa volta sta nell'altra metacampo, nei quasi 75 anni del Crezi, quello della Busa di San Zeno, quello dei campetti dell'Oratorio, dove nel secondo dopoguerra ogni tanto riaffiorava qualche osso lascito del precedente cimitero. A confronto, a dispetto del suo altrettanto storico ma ormai antenato Chievo, la Clivense di Sergio Pellissier è una neonata. La sua nuova storia però ha iniziato a scriverla bene. 6 vittorie su 6, 18 punti, primato solitario in classifica dopo aver espugnato sabato un altro storico fortino, Vestenanova, strappando la vetta proprio ai lessinesi. La squadra di mister Allegretti è una schiacciasassi che si scrolla di dosso il peso di favorita e chiude il bunker. Un solo gol subito finora in più di 500 minuti di gioco, quello in casa dell'Eder ha poi ribaltato nell'incredibile finale. Di fronte oggi un'altra biancazzurra, il Crezi di mister Arragoni, che ha solo 7 punti e in trasferta le ha perse tutte, ma sempre dato battaglia, concedendo uno scarto massimo di 2 reti. Per gli ospiti inoltre la gustosa tentazione di un'impresa da dedicare allo storico fondatore Giorgio Dallavia in vista del 32esimo anniversario della scomparsa, il 9 novembre. Amici sportivi del calcio per ora ancora dilettantistico, benvenuti allo stadio Olivieri di Via Sogare, benvenuti a Clivense Crezi, benvenuti da Luca Corradi. Ora stop e spot. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Bentornati amici sportivi in diretta dallo stadio Aldo Olivieri di Via Sogare, terza partita casalinga della stagione per la Clivense, dopo che i ragazzi di mister Allegretti hanno battuto per 3-0 il Corbiolo, per 2-0 il Soave, sempre nel segno di Bomber Inzerauto, che ha segnato 3 dei suoi attuali 6 gol in campionato in queste 2 partite. E oggi al Olivieri arriva il Crezi di mister Arragoni, ex Somma in eccellenza, una squadra che, come abbiamo detto, non ha ancora realizzato punti in trasferta, è settima, viene dalla sconfitta casalinga per 2-0 contro l'Edera, mentre la Clivense aveva espugnato sabato scorso Vestenanova con un 3-0 che maschera in realtà difficoltà della partita ben più grandi di quello che dica appunto questo stesso risultato. Siamo in diretta con qualche minuto di anticipo rispetto al fischio d'inizio, possiamo però già darvi le formazioni che ci sono state fatte gentilmente pervenire dal ufficio stampa della squadra di casa. Il Clivense giocherà con Pavoni, De Pani, Motta, De Iseppi, Elatimi, Tenuti, Beneduce,
Vitale, Mehmedi, Pasinato e Inzerauto, ben 4 2001 su 11 in campo fra i titolari. A disposizione di mister Allegretti ci sono Squizzi, Vallese, Felici, Facciolo, De Martis, Davì, Braga, Cavallaro e Olivieri, che tanto ha fatto bene a Vestena segnando il gol molto importante dello 0-2 a pochi minuti dall'ingresso in campo. Risponde il Crezi di Arragoni Vittorio con Bragantini fra i pali, poi De Francesco, Iallo, Allegri, Marzoli, Gaspari, Letayev, Cipriani, Poggi, Fontana Granotto e Butturini. In panchina ci sono De Paoli, Jabang, Scapini, Stoppa, Bernardi, Troschelli, Grieco, Ghidoni e Leandro. L'arbitro è il signor Cucco della sezione di Legnago. Grazie alle statistiche del sito tuttocampo.it vi diciamo anche che fra un'ora o poco più alle 15:30 ci sarà l'altro anticipo di questa settima giornata della terza categoria del girone B, quello tra Vestena Nova e Atletico Squarà. Domani invece le altre partite con Borgo San Pancrazio Virtus, Corbiolo Soave, Pozzo San Zeno e Arena Edera. Il turno di riposo tocca allo Zai Golosine. Classifica che vede, come abbiamo detto, la Clivense capolista solitaria con 18 punti di fronte allo stesso Vestena Nova e alla Borgo San Pancrazio con 16, entrambe però hanno giocato una partita in più. A 14 c'è la Virtus, poi Soave 10, Zai Golosine 9, Atletico Squarà 7 insieme a Crezi ed Edera, Corbiolo, Arena e San Zeno 6, chiude il Pozzo senza ancora punti. La classifica marcatori del girone B della terza categoria vede Massella dell'Edera a quota 9, Alili del San Pancrazio a 8, Perbellini della Virtus a 7 e poi Inzerauto a 6 in compagnia di Oresti del Vestena, Mazzucca dell'Arena e Azzedine del San Pancrazio. C'è anche solo un gradino sotto un giocatore del Crezi, ovvero Letayev, giocatore marocchino che ha segnato 5 gol, peraltro tutti nelle ultime 4 partite. In realtà nell'ultima non ha segnato il Crezi, quindi nelle 3 precedenti questo giocatore ha fatto 5 gol. Squadre che stanno entrando in campo, una giornata di autunno spettacolare oggi a Verona con circa 16 gradi, cielo terso e temperatura gradevole, un bel sole e tutto che luccica sul bel manto sintetico dell'Olivieri per questa settima giornata di campionato. Di fatto, per esempio, per il Crezi è l'ottava, visto che si è anticipata nella settimana scorsa la 12ª. Ricordiamo anche i prossimi impegni di queste due squadre nella settimana che verrà. La Clivense giocherà ancora in un'altra delle storiche buse del centro cittadino, quella del San Zeno. Il Crezi ospiterà lì a poche centinaia di metri l'Arena di Borgoroma. Clivense quindi che si prepara alla sua terza gara interna della stagione per questo scherzo del calendario, diciamo compreso l'anticipo. Ne ha giocate ben 4 su 6 in trasferta. Prima, parlando in tribuna stampa, ci dicevamo per esempio sulla trasferta di Vestena Nova, per chi viene da Verona, una fortuna riuscire ad averla fatta in questo periodo. Ci sarà qualche squadra meno fortunata che dovrà andare lassù in altura a oltre 500 metri e a diversi chilometri da Verona, una sessantina se abbiamo contato bene, magari anche in inverno più inoltrato. Insomma, bellezze della terza categoria, bellezze e difficoltà che faranno parte non solo della strada ma del campo, della tecnica, di tutto quello che poi ci sarà da affrontare durante questa stagione, perché anche in terza categoria, nel gradino più basso, quando vieni da gradino più alto, c'è da sudarsi ogni minuto, ogni partita, ogni vittoria. E così ha fatto anche la Clivense nella partita della settimana scorsa, dove i ragazzi di Allegretti hanno iniziato con la quinta, trovando il gol del vantaggio dopo meno di 2 minuti di gioco, addirittura un contropiede su calcio d'angolo. Dopodiché invece hanno dovuto sudare e restare aggrappati ai guantoni di Pavoni. Mai rima fu più benefica per la Clivense. Pavoni che parò un calcio di rigore a inizio secondo tempo e poi un altro grande intervento per negare il pareggio al Vestena Nova. Squadre che stanno entrando in campo, vedete la Clivense con la sua casacca granata con pantaloncini neri e il Crezi con la storica divisa bianca-azzurra.
a stretta di mano tra i capitani, che sono i due numeri 8, Vitale per la Clivense e Cipriani per il Crezzi. Al suono dei We Will Rock You dei Queen, dopo un prepartita super carico con gli AC/DC in questo stadio che anche oggi vede quasi 1 migliaio di spettatori godersi la giornata e la partita. Solito saluto di rito da parte dei giocatori di casa sotto la Northside. Nutritissimo il gruppo dei tifosi che aveva seguito anche in Lessinia la formazione di Allegretti. Crezzi che invece è già schierato e sta aspettando il fischio d'inizio. Sembrano carichi i giocatori ospiti. Naturalmente tutti hanno anche il desiderio, l'ambizione di confrontarsi con l'ambiziosa creatura di Sergio Pellissier. Un'occhiata anche agli assenti, con il Crezzi che ne ha 7-8, diversi anche nelle fila della Clivense. Ricordiamo, oltre ai soliti Fasolo, Romeo e Gasparato, anche Castellucci e soprattutto Bomber Anastasi, che nella scorsa partita si è fratturato una costola, quindi ne avrà per qualche settimana. Tutto pronto per il fischio d'inizio di questa gara, con l'arbitro che dà il via, amici sportivi, a Clivense Crezzi. Buon divertimento. Lancio subito in avanti a cercare Inzerauto. E poi il lancio del capitano ospite Cipriani, preda di Motta. Pavoni. Rinvio e Vitale che si impossessa del pallone, cerca di mettere ordine, passaggio rischioso, se la cava però il compagno di squadra. Attenzione subito alla Clivense in attacco con Inzerauto. Entra in area di rigore, il dribbling secco, Inzerauto, palla sul destro, in mezzo, smanaccia Bragantini, prima occasione, non è finita. Vitale carica il destro, deviato, e poi ancora Bragantini deve superarsi per anticipare Inzerauto in un intervento difficile, perché poteva anche rischiare il calcio di rigore. Solita partenza roboante, o almeno solita rispetto a quanto visto a Vestenanova per la Clivense, che prova subito ad accelerare. Si mette in difficoltà da solo qui il Crezzi, forse riesce Marzoli ad evitare il calcio d'angolo, ce l'ha fatta in effetti. E poi Yallow con le mani. Yallow già 2 gol per il giocatore gambiano. Palla campanile, ancora Yallow impegnato nel testa a testa con Inzerauto. Sarà probabilmente una bella sfida anche sul piano atletico e fisico. Si resta lì in quella zona del campo. La scodellata dall'altra parte, dove sale il giocatore De Pani. Cerca il fondo, guadagna il primo calcio d'angolo della partita. Chievo in attacco dal fronte offensivo destro. Palla lunga in area di rigore, colpo di testa e poi c'è la palla che perviene al portiere. È stato fischiato anche un fallo da parte del direttore di gara, mentre ci comunica l'ufficio stampa della Clivense una notizia importante. Oggi è il 27esimo compleanno della Northside 94, quindi tanti auguri naturalmente a questi tifosi che hanno iniziato una cavalcata straordinaria 27 anni fa. Sicuramente non si aspettavano né la cavalcata stessa, con tante gioie tra i professionisti, né di ripartire poi dall'ultimo gradino di questa scala. Ma come vedete e sentite, il tifo non ha età e non ha categorie. La passione del Northside resta e c'è, e ne ha bisogno anche la Clivense di Allegretti, che prova adesso ancora a farsi vedere. Stavolta Inzerauto ha cambiato fronte di gioco, è qui sulla destra, non riesce però a impossessarsi del pallone. De Francesco con le mani a cercare Fontana,
anticipato. Vitale torna direttamente da Pavoni. Solito rilancio del portiere ex Legnago che praticamente consegna direttamente la palla al suo collega una novantina di metri più avanti. Rinvio di Bragantini. De Pani vince il contrasto aereo. Poi arriva Mehmedi, oggi con la maglia numero 9, giocatore macedone che si fa chiamare Sky, si chiama Skelzen. Pasinato, uno dei migliori, forse il migliore a Vestena Nova. Vitale chiama letteralmente Tenuti a salire. Eccolo il numero 6 della Clivense che chiama Inzerauto, anticipato stavolta. Riparte il Crezi con Letayev, non riesce a servire Poggi, attenta la difesa della Clivense, c'è però un calcio di punizione con Capitan Cipriani che batte velocissimo, non si può fare perché probabilmente aveva chiesto in precedenza la barriera e la distanza, quindi tutto da rifare, anzi addirittura era troppo indietro rispetto alla posizione del pallone. Rieccolo allora Cipriani con il déjà vu e torniamo a raccontarvi questo tentativo di far pervenire il pallone in aria dove c'è appostato Poggi, numero 9. Palla lunga, Tenuti allontana in qualche modo, poi Mehmedi riconquista il pallone il Crezi e poi il contropiede con Vitale. Dall'altra parte Motta, uno dei 4 2001 in campo per la squadra di casa. Bella qui la finta di corpo di Cipriani. Anche a Vestena avevamo visto alcune giocate pregevoli sul piano tecnico, lo diciamo perché a volte la terza categoria lo è solo di nome. Yallow, Allegri, fermato da Motta che come sempre è pronto a farsi tutta la fascia avanti e indietro, uno stantuffo inesauribile su quella porzione di campo. Bello qui il dribbling sulla fascia destra, ancora di Letayev, giocatore subito ispirato, tentativo di colpo di tacco, ancora Letayev, ringhia su Motta, gli viene in soccorso Poggi, ma la palla è finita fuori. Buono qui il pressing dell'attacco biancazzurro ospite, visto che di fatto si tratta di due squadre con stessi colori sociali. Inzerauto, Gaspari si mette in difficoltà da solo, perde il pallone, poi inciampa sull'avversario, è fallo sicuramente, vediamo se c'è anche qualche provvedimento, non sembra, ma Mehmedi è andato giù perché la sua corsa si è incrociata con quella dell'avversario. Non è la prima volta che i difensori del Crezi magari si mettono un po' in difficoltà da soli. Sul pallone c'è Pasinato, pronto a recapitare in mezzo alla sfera con il suo destro a giro. Può provare anche forse la conclusione da lì. Barriera a 2, parte Pasinato con il destro, palla messa fuori da Poggi. E c'è Letayev, attenzione, che può provare il contropiede, ma ancora Pasinato, torna su di lui, mantiene il possesso del pallone, lo mette in cassaforte dandolo a Motta. Tenuti. Verticale per Mehmedi, fermato stavolta molto bene da Gaspari. Siamo nel corso dell'8° minuto di gioco, 0-0, non ci sono state particolari occasioni, un paio di interventi del portiere ospite a sbrogliare qualche situazione un po' pericolosa. Attenzione al contropiede del Crezi con il lancio, però stavolta nel nulla. Pallone direttamente dalle parti di Pavoni che esce di qualche metro dall'area. E la Timi guadagna una ventina di metri, poi si affida a De Pani, è entrato anche lui nella ripresa a Vestena. Lancio ancora del terzino destro. De Iseppi riesce ancora a servire Vitale, il capitano. Motta verso Inzerauto, solito scontro a sportellate con Yallow, ce la fa stavolta ad andare via.
Inzerauto tiene in campo il pallone, tutto buono. Dall'altra parte il colpo di testa e il gol! Vantaggio! Molto bella l'azione di Inzerauto che assist, e la rete è di Mehmedi. 1-0 al 9° minuto per la Clivense. Azione strepitosa sulla sinistra di Inzerauto, che ha dribblato praticamente 3 volte di fila Yallow, 2 delle quali con un pallonetto. È riuscito anche a tenere la palla in campo, ha scodellato sul secondo palo un cioccolatino per Mehmedi, che scarta e ringrazia. Eccolo qui il gol numero 1 in campionato per Skelzen Sky Mehmedi, giocatore macedone classe 94, che festeggia con il pubblico, con i suoi tifosi e con un gesto social per chi lo avesse riconosciuto. 1-0 per la Clivense al 9° minuto. Gol di Mehmedi, che subito onora il 9 di Anastasi. Sicuramente anche una piccola dedica per lui, almeno nel pensiero dell'attaccante. Attenzione al Carezzi che è già dall'altra parte, rinvio di Tenuti. Pasinato, giocatore fondamentale come collante tra la fase di recupero palla e quella di contropiede. In mezzo a 2 Butturini, va giù, c'è fallo. Tamburi e cori più che mai in funzione per la Northside, che naturalmente vuole una bella vittoria come regalo per il suo 27° compleanno. Solito compito di scodellare in mezzo affidato a Riccardo Cipriani. Un tocco con la testa da parte di Elatimi. Calcio d'angolo. È il primo per il Crezzi. Si lamentano i giocatori ospiti, forse volevano un tocco di mano. Dalla bandierina come sempre l'incarico affidato al numero 8 Riccardo Cipriani. Entriamo nel 12° di gioco, 1-0 per la Clivense, decide Mehmedi. Battuto corto, ancora il capitano ospite. Elatimi prova ad allungare le lunghe leve. Sinistro sembra un po' corto per Inzerauto, infatti la palla torna lì. Motta. In verticale ancora per Inzerauto, stavolta la meglio Yallow. Avanza il numero 3 Gambiano. È lo stesso Inzerauto a tornare su di lui in una di quelle cose che i mister, gli allenatori amano. C'è una protesta qui. Vedete Cucco che deve sedare un po' gli animi nella panchina del Crezzi. Ha commesso fallo Inzerauto, non sembrava così evidente la trattenuta, ma sicuramente avrà visto meglio lui da pochi metri. Sul pallone stavolta c'è Letayev. Col destro, palla corta. Il tocco di tacco molto bello di Poggi, poi va giù Butturini. C'è un fallo fischiato ancora una volta contro Inzerauto, sempre su Yallow. Si stava profilando l'ipotesi del contropiede per Pasinato, che infatti si dispera. Lanciato in 2 contro 2 insieme a Mehmedi contro i superstiti della difesa del Crezzi, cioè quelli che erano rimasti indietro. Bello stavolta il tentativo di verticale. Pasinato, un dribbling. Motta contro Letayev, va via e resiste. Ancora Motta, non riesce a resistere al secondo. Poi sbaglia tutto Cipriani, non riesce a servire Letayev, ma il Crezzi è vivo, cerca di rispondere. E di accusare il colpo meno possibile dopo il gol di Mehmedi, messo a segno al 9° minuto. Elatimi. Beneduce. Lancio ancora per Mehmedi, scatenato 1 contro 1 con Gaspari sulla destra. Il dribbling secco, rientra sulla sinistra, palla in mezzo, molto bello, Inzerauto, stop di petto, il destro al volo, la palla resta lì, 2-0! Che meraviglia, amici sportivi, che gol, che azione, ha segnato De Pani.
il primo gol in campionato per De Pani. Siamo al 14esimo. Un'azione ancora una volta molto bella, si trovano a meraviglia i giocatori davanti della Clivense e solita corsa sotto la curva, o così si può dire. Gol davvero bello di Gabriele De Pani, che ha dovuto solo spingere dentro la porta da pochi passi. L'assist di Inzerauto che va a 2 assist decisivi. Insomma, se esistesse il fantacalcio dei dilettanti saremmo già a buon voto per il numero 11 della Clivense, che non solo segna ma butta in porta gli altri. Si è già ripreso, attenzione, i giocatori stanno ancora festeggiando. Non abbiamo quasi avuto il tempo di raccontarvi o analizzare meglio il gol, perché il Crezi è già dall'altra parte. E poi un calcione molto brutto, rischia qui il giallo, graziato forse Butturini. È un brutto intervento, diciamo, di frustrazione sull'avversario che gli aveva portato via la palla. L'arbitro era a pochi passi, qui ha avuto molto buon senso Cucco di Legnago nel alleggerire il carico disciplinare, stare solo sul giallo, ma il fallo di reazione a volte intenzionalmente commesso viene sanzionato col rosso. Allora forse proviamo a analizzare un attimo quell'azione bellissima di Mehmedi sulla destra, il dribbling a rientrare, la palla col sinistro dall'altra parte. Inzerauto forse poteva anche dopo lo stop di petto provare la rovesciata, la rimessa in mezzo e De Pani era lì a 3 passi da Bragantini, che non ha avuto scampo. Ancora si lotta a centrocampo, bella stavolta l'apertura per lo stesso Butturini con il sinistro, chiama l'avanzata di De Francesco, fermato però molto bene da Beneduce. 2-0, siamo ormai al quarto d'ora. La Clivense ha messo la partita così come la voleva. Crezi che non sta demeritando, forse un po' debole e leggera in difesa la squadra di Arragoni, che va facilmente in difficoltà, soprattutto di fronte alle sterzate, alle sgommate degli esterni d'attacco della squadra di casa. E non solo d'attacco, perché vedete Motta è spesso un ulteriore pistone su quella fascia. Qui stavolta Bragantini anticipa Mehmedi, che sembra avere ancora voglia di stupire. Rinvio di Bragantini dentro il cerchio di centrocampo o poco oltre. Fallo ancora, fischia tanto Cucco. Cipriani per Yallow. Fontana ancora sulla destra il Crezi. Letayev, cross con il sinistro, mette fuori De Pani, che ha segnato il suo primo gol in campionato. È il nono marcatore diverso della Clivense da inizio anno, considerando anche Mehmedi, che pure lui ha messo il sigillo per la prima volta oggi. Entrambi praticamente buttati dentro la porta, accompagnati da Kevin Inzerauto. Un fattore assoluto in questo avvio di gara per la Clivense. Con le mani Motta. Mehmedi, palla troppo lunga. Bragantini. Gioca corto stavolta il Crezi, una cosa che non si vede spesso in questa categoria. Recupera però palla la Clivense. Mehmedi, area di rigore, palla sul sinistro, stavolta Yallow è nel posto giusto, può allontanare la squadra ospite, un po' in difficoltà anche stavolta. Tenuti, Pavoni, preciso per Motta, che prova a allungare la falcata. Dribbling a rientrare, fatto fuori un giocatore, poi in mezzo a 2, si prosegue perché la palla è arrivata a Inzerauto in mezzo a 3, perde il pallone ma riesce a trasformarlo in oro perché guadagna una preziosa rimessa con le mani. Motta può rifiatare camminando verso la sfera. 19 minuti nel corso del primo tempo, 2-0 per la Clivense. Sta cercando di facilitarsi il compito. Abbiamo visto anche la settimana scorsa, non esistono partite facili. Vitale
allarga per Pasinato, pallone sul destro, è un tentativo di tiro, rinvia Iallo, poi Butturini messo giù, stavolta è fallo e c'è anche il cartellino ai danni di Beneduce. Anche in questo caso forse un po' fiscale il direttore di gara, ha interpretato evidentemente come fallo tattico quello del numero 7 di casa. Cipriani, tentativo apprezzabile spesso da parte della squadra ospite di giocare corto il pallone con fraseggio brevilineo. De Pani e Latimi, scambio con il numero 2 Pasinato. Buona qui la manovra della Clivense, palla messa in mezzo, c'è Gaspari che allontana Beneduce, poi De Pani un po' a campanile, ancora Gaspari, anzi è Marzoli, poi Vitale, grande azione di Vitale, ne scarta 3 Vitale, area di rigore, palla sul destro, Vitale! 3-0! Ma che cosa ha fatto, amici sportivi? Paolo Adriano Vitale, il primo gol in campionato per il capitano al minuto 20, siamo sul 3-0 e dopo la corsa dentro la porta si fa anche quella verso l'altra parte del campo dove c'è la Northside. Grandissimo gol di Vitale. E adesso sì, si fa corposo il vantaggio della Clivense. Ha già ripreso il Crezzi, guardate ancora una volta con molta fretta, con i giocatori di casa che stavano esultando. Ma Letayev praticamente la regala a Pavoni. Che azione abbiamo visto? Triplo dribbling da parte di Vitale, destro-sinistro, e poi da posizione angolata non era facile centrare l'angolino. Palla in buca d'angolo. E a proposito di gesti tecnici, anche questo di Motta, guardate, è encomiabile, guadagna pure la rimessa con le mani. 3-0 dunque. Il gol di Mehmedi, De Pani e Vitale. Dobbiamo dire tutti e tre i gol di fattura assolutamente pregevole. L'ultimo è stato un'azione da solista, attenzione perché la Clivense è ancora in avanti con Mehmedi, cerca quasi il cucchiaio, palla che svirgola via. Poteva essere un altro bel gol. Adesso la Clivense prova anche a divertirsi, naturalmente il punteggio lo consente, mentre sul piano morale sembra un po' più sfiduciata la squadra di Arragoni, che sperava forse di rimanere in partita per qualche minuto in più. Invece dopo 20 giri della lancetta c'è già sul 3-0. Due bellissime azioni cucite da Inzerauto e finalizzate da Mehmedi e De Pani per i primi due gol, poi l'assolo straordinario di Capitan Vitale. Palla in mezzo e Latimi con la testa, Tenuti messo giù, si va avanti, anzi no, c'era inizialmente una norma del vantaggio, ma Cucco, dobbiamo dire, fischia parecchio. C'è da dire anche che è sempre nel posto giusto, sempre vicino all'azione, agli scontri, ai contrasti. E Latimi, Beneduce resiste ad un contrasto, adesso Crezzi prova a mettere anche i muscoli. Qui invece il fallo lo fa Dei Seppi ai danni di Fontana. Cipriani prova a dare la scossa, a chiamare i suoi per un'azione offensiva, ma allarga le braccia, che non trova nessuno che si muova. E anche stavolta la palla finisce direttamente tra le braccia di Pavoni. Passata la metà del primo tempo, risultato saldamente nelle mani della Clivense, siamo sul 3-0. Pavoni a cercare De Pani, buono l'aggancio e il tocco per Beneduce. Anche qui il tocco sapiente in avanti per Mehmedi, che guadagna la rimessa.
Avanza il Chievo con scusate, la Clivense con Pasinato. Vitale, uomo ovunque. Ancora Pasinato, ha spazio, carica il destro, palla fuori di poco, forse una deviazione, anzi no. Colpito leggermente con il collo esterno. Spera che si allontana dal palo alla sinistra di Bragantini. In fiducia comunque Pasinato, lo abbiamo detto più volte, uno dei migliori a Vestena. Su alla sgaloppata che ha mandato in porta Inzerauto dopo un paio di minuti di gioco. Gol che ha stappato la partita. Giocatori del Crezi in possesso palla con Allegri, poi Yallow. Cerca l'1-2 Motta a vuoto stavolta. Poi bello il tocco di destro di Cipriani. Letayev cerca e non trova Butturini. Vitale lotta a centrocampo, perde il pallone. L'altro capitano messo giù, fallo. Fischia tutto Cucco anche stavolta. Al minimo contatto, al minimo tocco a terra di un giocatore. Cipriani, Allegri, ancora il capitano, sulla destra è libero Yallow, non lo vede Cipriani che fa qualcosa a metà tra un tiro e un lancio, un po' lo specchio, no, del Crezi di questo momento, che deve ritrovare fiducia, consapevolezza, un po' di speranza per provare a riaprire questa partita che lo vede sotto di 3 reti, ma siamo nemmeno a un terzo di gara. E la Timi De Giuseppi guadagna spazio e cambia tutto dalla parte di Motta. Vitale non accenna il pressing la squadra ospite. Bello qui il lancio per Motta che ha tempo di prendere la mira, scodella in mezzo. Marzoli trova Letayev. Yallow dall'altra parte Allegri, Cipriani, buono disimpegno, il lancio per Butturini che prova addirittura il destro, e questa è un'azione comunque degna di nota al 26esimo, forse il primo vero tentativo verso la porta avversaria da parte del Crezi, con un'azione peraltro apprezzabile sul piano della costruzione. Butturini ha provato comunque il lancio, anzi il tiro da molto lontano, quasi preoccupato della morsa dei difensori della Clivense che difficilmente lo avrebbero fatto arrivare fino al limite dell'area. Beneduce, lancio per Inzerauto, tallonato da Gaspari. Ancora Inzerauto cerca lo spazio per il traversone, lo trova, attenzione la rovesciata, molto bella, palla che termina fuori, è stato Pasinato a metterla fuori, ma insomma quelle cose che si apprezzano a prescindere, no? Sul piano tecnico bellissimo il cross ancora una volta di Inzerauto, coordinazione perfetta di Pasinato che naturalmente ha colpito la palla sotto, l'ha mandata alta, mentre McMahdy vedete è rientrato in campo con questa vistosa fasciatura, corre come un forsennato il numero 9 della Clivense e costringe all'affanno i difensori ospiti, mette ordine allora Cipriani che mette anche in difficoltà Yallow, bravo a mantenere il possesso del pallone. Serie di finte. Fontana, ancora Yallow, avanza il Gambiano di fronte a Motta e non è mai un cliente facile. Scambiano ancora i giocatori del Crezi che tentano in modo apprezzabile più volte queste triangolazioni, questi scambi corti. Con le mani Motta, palla lunghissima, colpo di tacco di Pasinato, Inzerauto la prende lui, un fischio qui di Cucco che ha visto un altro intervento irregolare da parte dei giocatori del Crezi e quindi altra opportunità per la Clivense affidata al destro di Pasinato.
Solita barriera 2 dei biancazzurri ospiti, tutti gli altri in zona dischetto del rigore. Pasinato con il destro, palla bassa direttamente sulla barriera. Poi Motta con il sinistro, la ributa in mezzo per Inzerauto, che probabilmente era in posizione regolare. Poteva addirittura stoppare la palla e comodamente scegliere quale parte della porta depositarla. Ha cercato l'incrocio dei pali con la testa, mancando così l'appuntamento con il suo 7° gol stagionale, ma già ne ha mandati 2 di compagni in porta oggi. Inzerauto sempre preziosissimo. Letayev fermato stavolta da Inzerauto, che dà pure una mano in fase di interdizione. Vitale siamo alla mezz'ora di gioco. 3-0, gol di Mehmedi, Depani e Vitale, tutti tra il 9° e il 20°. Ancora Motta con le mani. Vitale è dappertutto. Tenuti e Latimi. Lancio per Mehmedi, sponda di testa, Beneduce, tunnel involontario, finisce giù il giocatore del Crezi e infatti è fallo anche stavolta. Sembrava in anticipo, infatti Cipriani, che guadagna un calcio di punizione, fa respirare i suoi. Bragantini, pallone consegnato a Beneduce. Mehmedi, mantenimento del pallone, lancio dalle parti di Pasinato, bellissimo, non ci arriva il numero 10 ma c'è Inzerauto. Attenzione, Inzerauto che cerca ancora Pasinato, sempre la cosa giusta, la cosa più costruttiva per la sua squadra, quella di Kevin Inzerauto. Qui ha dovuto fare i conti con 2 difensori ben posizionati stavolta. Palla che era destinata a Pasinato, il quale adesso va dalla bandierina. Manca naturalmente una torre come Anastasi. Lancio sul secondo palo, rimesso fuori, ancora un fischio dell'arbitro. Qualcuno ha spinto, non si può fare. 3-0 al 32°. Notavamo prima come fossero appunto 10 al momento i marcatori diversi nella Clivense che abbiamo detto ha diverse assenze, insomma giocatori come Romeo, Gasparato, stesso Faccioli, Anastasi quest'oggi, tutte bocche di fuoco che mancano, ma i gol arrivano lo stesso e oggi ci sono messi a segnarli anche 3 giocatori che finora non l'avevano mai fatto. Alla 7ª giornata si sono sbloccati Mehmedi, Depani e Vitale. Pasinato, Motta, bello il passaggio ancora in verticale per Inzerauto, stavolta fermato, ma non è finita. Sul sinistro, in mezzo, e ancora il sinistro di Beneduce, indirizzato verso l'incrocio, fuori di poco, un mezzo metro magari, sopra la porta di Bragantini. Bella azione. Al 33°. Ancora Mehmedi, costringe alla scivolata De Francesco. Con le mani Depani, scambia con Mehmedi, ancora il numero 2 sulla destra, numero di Depani, strepitoso, se ne va, palla in mezzo per Inzerauto, palla troppo lunga, ma cosa ha fatto anche qui Depani, davvero in fiducia, e il Crezi regala un calcio d'angolo con Letayev, non riesce a capirsi con i compagni di fascia.
e quindi Pasinato va dall'altra parte col suo destro per tutti i calci piazzati, abbiamo visto, così come per il Crezi c'è invece Cipriani tutte le volte con il destro. Parte Pasinato, palla ancora una volta corta che resta lì, Tenuti non ci arriva, allora messa fuori, ma resta in attacco la Clivense. Qui fallisce l'aggancio Motta, primo errore della sua partita, perdonato grazie all'intervento di De Seppi. Pavoni, Tenuti, scambia con lo stesso Motta. Adesso può anche addormentare un pochino la partita in questa fase finale del primo tempo la Clivense. E la Timi carica il lancio e trova benissimo McMedi, che dall'altra parte al volo per Pasinato. Qui la copertura molto buona di Marzoli, ma perde subito la palla il Crezi. Inzerauto, McMedi si è spostato sulla sinistra contro Yallo, fatto fuori, 2 dribbling ancora McMedi sulla destra, interviene Letayev, non è finita. Pasinato in area, Yallo messo giù, calcio di punizione anche stavolta per il Crezi, battuto con palla in movimento però. Yallo, pallone corto, infatti Inzerauto la prende lui, in mezzo a 3, lotta come sempre, riesce a mantenere il pallone, va via, calcio di punizione, altra giocata sontuosa di Kevin Inzerauto in mezzo a 3, pianta del piede destro-sinistro fino all'arrivo del calcione da parte di Yallo, ovviamente involontario, partita viva, agonisticamente corretta, 2 gialli finora, quelli a Butturini per il Crezi e a Beneduce per la Clivense. Sul pallone il destro di Pasinato c'è anche Motta lì vicino con il mancino, si sposta però il numero 3, anzi era Vitale. Pasinato, destro a giro, corto, palla che resta lì, Bragantini se la cava, poi cerca subito il rilancio ma non sono ancora pronti i suoi compagni di squadra. Ecco il rinvio dalle parti del più basso forse del Crezi contro il più alto della Clivense. Vitale in mezzo a 2, ottimo lavoro del capitano che ha messo il 3-0 alla partita. De Seppi, sta crescendo il numero 4 nel corso della gara, qui sbaglia per l'intervento di Butturini. Cipriani, Allegri, Yallo va spazio per guadagnare qualche metro, sbaglia però e non riesce a servire Fontana. Ancora allora De Seppi a rammendare lì in mezzo. Tenuti, Pavoni, gestione della palla per la Clivense, c'è libero Elatimi, eccolo servito, giocatore marocchino, classe 98. Pallone un po' rischioso ma Vitale torna da Tenuti. Motta ha spazio adesso per guadagnare metri, qui un intervento indeciso, poi Inzerauto carica il destro, murato e Butturini fa un po' di ordine. Bragantini rischia, Vitale non la prende nessuno, è per la Clivense. Motta, De Seppi, buono il gioco di finte, ancora Motta fermato ma la palla resta lì. Inzerauto con Yallo che sto giro gliela prende, Motta sterza ma non riesce a mantenere il pallone in campo, scivola via il primo tempo. Siamo al minuto 38 passato ormai, nel corso della prima frazione di gioco regge il 3-0 per la Clivense. Crezi che si è fatto vedere dalle parti di Pavoni per così dire una sola volta con il destro alto da parte di Butturini, al termine, lo ripetiamo, di un'azione comunque godibile sul piano tecnico. Si riprende con Fontana, pressato dal
giocatore avversario che porta il suo stesso numero di palla, Pasinato. Tocco di mano, no, tutto buono. Marzoli, Fontana, Vitale gli strappa il pallone e poi prova a mettersi in proprio. C'è però Marzoli in vantaggio. Inzerauto, fermato in modo anche un po' rabbioso da Letayev, qualche gesto che fa trasparire un po' di frustrazione da parte del talentuoso numero 7 marocchino, autore di 6 gol in campionato, l'abbiamo detto, anzi 5, chiedo scusa. Poi qui bella l'azione di forza da parte di Fontana, era sgusciato via in mezzo a due. E la Timi, Vitale, tutti per terra, fallo per il Crezzi. Yallow, Letayev contro Motta, pestone e calcio di punizione. Arriva Cipriani senza troppa fretta. Potrebbe servire anche a alcuni compagni vicini, ma sceglie di buttarla in mezzo. Trova comunque Butturini, fermato da Vitale come sempre. E occhio allora alla ripartenza, Mehmedi. Buono il dribbling su De Francesco, Mehmedi, sulla destra c'è De Pani, Mehmedi che cerca di resistere, va giù, calcio di punizione e cartellino giallo per Allegri. Inarrestabile Mehmedi, oggi davvero in giornata di grazia, non solo per il gol. L'abbiamo visto più volte sgroppare, mentre non era stato particolarmente efficace o ispirato nella partita precedente. Certo, nemmeno aiutato troppo dal campo, dal terreno di gioco, questa cosa va sempre comunque un po' sottolineata. Un conto è giocare su questo terreno da biliardo sintetico, grande, un conto è il campo di terza categoria, con tutto il rispetto. Palla in mezzo, Letayev cerca di superare in velocità Vitale, che però d'esperienza lo aspetta e lo ferma. E allora arriva Yallow con le mani. Tre e mezzo e 45esimo, 3-0. Inzerauto, fermato bene stavolta da Marzoli. Motta, si smarca dei Seppi, Motta lo ignora. Inzerauto in mezzo a tre, guardate che gabbia di maglie azzurre intorno al numero 11 della Clivense, identificato a ragione come pericolo pubblico numero 1 dagli avversari. Dei Seppi, tunnel ai danni di un avversario, poi Elatimi con personalità, tenuti, palla troppo lunga, Bragantini, che dobbiamo dire è abbastanza incolpevole su tutti e tre i gol subiti, tutti e tre messi a segno da distanza ravvicinata. Il terzo veramente imparabile nell'angolino, quello di Vitale. Dei Seppi, era interessante l'idea per Mehmedi, non gli arriva il pallone, Crezzi che ancora una volta riesce a liberare. Letayev, dei Seppi, Beneduce e Latimi, senza troppi problemi dalle parti di Mehmedi. Arriva Bragantini e rinvia. De Pani, anche in questo caso il Crezzi aveva recuperato la palla con una discreta qualità, poi un po' di fretta per Cipriani nel servire gli avanti. Problemi per la squadra ospite in fase di costruzione iniziano proprio nel momento in cui bisogna innescare gli uomini dalla tre quarti in su, mentre nemmeno male, dobbiamo dire, sul piano tecnico i centrocampisti della formazione di San Zeno.
mentre vedete che il Clivense può facilmente diventare pericolosa, non ha necessità di trame molto elaborate, anche se i 2 gol che hanno sbloccato la gara sono arrivati da 2 azioni molto belle. Gaspari, Letayev, braccato da Motta, si rifugia da Yallow. Fontana, tentativo di colpo di tacco, poi prova il contropiede ma non ci arriva Pasinato. Tutto fermo allora una quarantina di secondi al 45esimo. Il primo tempo che vede la Clemense comandare senza troppe difficoltà, forse ancora più in discesa del previsto questa gara per gli uomini di Allegretti. Pavoni, Tenuti, Dei Zeppi, qui chiede troppo, perde il pallone. Fontana, palla sul destro per Fontana, se ne va fuori, si arrabbia Pavoni, ha ragione, qui De Zeppi ha peccato di superficialità. Poteva essere un'occasione più pericolosa per il Crezzi. Ancora De Zeppi, stavolta 2 tocchi e palla ai Latimi. Tenuti, bello il tocco a giro per Motta, in avanti per McMedi che deve fare sponda, ci riesce. Inzerauto, 4-0, ma che gol bellissimo anche stavolta, la sponda di testa di McMedi, il tocco di Inzerauto che ha letteralmente bruciato il difensore avversario. Naturalmente si vede la differenza di stazza tra i 2 giocatori. Sullo scatto, sul breve, Inzerauto non teme confronti e qui mette il sigillo a un primo tempo di assoluto valore. È il 7° gol in campionato per Inzerauto, che aggancia così per Bellini della Virtus al 3° posto nella classifica marcatori del girone, ma soprattutto dopo 2 assist meravigliosi mette il punto esclamativo sul suo primo tempo, si guadagna la palma di migliore in campo insieme al giocatore che gli ha fornito l'assist. Finisce il primo tempo qui, amici sportivi, 4-0 per la Clivense sul Crezzi. I gol al 9° di McMedi, al 14° di Depani, al 20° di Vitale e proprio al 46° di Inzerauto, per un risultato che non ha bisogno di ulteriori commenti, almeno per ora. Crezzi generoso, poi un po' sfiduciato per il triplo colpo ricevuto in una decina di minuti nella parte iniziale della gara. Ci ha provato soprattutto con Butturini e con Fontana, ma la squadra di Arragoni dovrà dare una risposta almeno sul piano del carattere nella ripresa. Quindi 4-0 al fine del primo tempo. Amici sportivi, ci risentiamo tra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Eccomi. T'ha perso? Qualcosa? Un po' dopo vengo. Vengo di là, dopo. Oh, ti voglio in campo oggi. Dai, oh. Niente, devo giocare anche io. Oggi disastro. Disastro proprio. Di nuovo in diretta, amici sportivi, dal stadio Olivieri di Via Sogare. Dunque 4-0 per la Clivense sul Crezi al termine del primo tempo. Siamo in compagnia del collega Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Allora, Jacopo, tutto troppo facile? Direi di sì, che dire, hanno detto tutto sul campo i giocatori della Clivense, ci hanno un po' spiazzato perché nonostante le premesse con varie defezioni, ricordiamo Anastasi che purtroppo starà fuori un bel po' per la costola rotta, poi Capitan Facciolo che ancora non è al meglio, Castellucci in mezzo al campo, quindi delle assenze importanti ma ben sostituite e un attacco leggero davanti, ma che leggero sotto porta non è, perché siamo già a fine primo tempo, ma 4-0, il solito Inzerauto che dopo 2 assist ha suggellato la sua prestazione con una rete su fine del primo tempo. Poi McMahon che finalmente si è sbloccato, perché sentendo anche qua in tribuna stampa i suoi compagni che sono qua fuori infortunati dicono che in allenamento è un fenomeno, che forse in queste prime uscite ha sentito la pressione, oggi se l'è lasciata di dosso e quindi finalmente ha inciso sul match. Ha inciso, e come, una bella notizia per la Clivense, perché è stato veramente indemoniato, no? Addirittura poi è rientrato con questa fasciatura in testa come i veri guerrieri, turbante, no? E ci ha impressionato anche per l'impegno, per la corsa, per la foga agonistica, per il pressing. Un'altra cosa volevo chiederti. Siamo in terza categoria ma abbiamo visto 4 gol, uno più bello dell'altro. Esatto, e poi abbiamo visto anche la rovesciata del tentativo di Pasinato che si è coordinato ma purtroppo nel tiro è andato alto, quindi tanta qualità. Abbiamo sempre detto che questa Clivense sicuramente ha qualcosa in più e oggi lo sta dimostrando, quindi sta ancora di più suggellando questa sua prima posizione in classifica che difficilmente lascerà agli avversari. Ultima cosa, vediamo se riesco a metterti in difficoltà, migliore in campo? Allora, io solo per il gol che ha fatto, ma non solo per quello, Vitale, perché ha fatto una serpentina, ha fatto un gol alla Messi, veramente saltando 2 o 3 avversari e poi piazzando da posizione defilata la palla sul secondo palo, quindi un grandissimo gol. Ancora oggi lui con la fascia a braccio per sostituire Facciolo infortunato, quindi era il migliore in campo la scorsa settimana a Vessanova, ma anche oggi siamo lì su quei livelli. Sì, anche perché va premiata la sua generosità, la sua umiltà, è un po' il simbolo forse dello spirito che Pellissier e Allegretti vogliono vedere in questa squadra, no? Questo spirito che dicono operaio, sì. E lui lo incarna bene perché è un giocatore poco appariscente ma oltre che efficace anche di pregevole diciamo struttura tecnica, no? Perché fa vedere queste cifre poi che sono davvero apprezzabili. Bene, grazie a Jacopo Segalotto che poi resterà con noi anche per il secondo tempo. Andiamo in regia e torniamo tra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi,
per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Di nuovo in diretta dallo stadio Olivieri di Via Sogari, amici sportivi, sta per riprendere la gara tra la Clivense e il Crezi, 4-0 per i ragazzi di Allegretti al termine del primo tempo, con gol, lo abbiamo detto più volte, tutti molto belli, di Mehmedi, Depani, Vitale e poi proprio sul finire, al tramonto del primo tempo, di Inzerauto, che ha così suggellato la prestazione strepitosa che lo vedeva mettere a soqquadro la difesa ospite e soprattutto mettere in porta i suoi compagni. Siamo tornati in diretta anche con il collega Jacopo Segalotto della cronaca di Verona. Che secondo tempo ti aspetti, Jacopo? Insomma, la partita sembra già segnata sul piano del risultato, però gli ospiti dovranno dare comunque una scossa, no? Almeno sul piano, diciamo, caratteriale. La squadra di Allegretti, invece la Clivense, cercherà di intrattenere meglio possibile, divertendosi i suoi tifosi nel giorno del compleanno numero 27 del Northside 94. Esatto. Beh, direi, conoscendo Allegretti, abbiamo un po' conosciuto in queste prime uscite, sicuramente non vorrà che i suoi molleranno di 1 centimetro, perché è vero che siamo avanti di 4 gol, che ormai la partita si può dire quasi chiusa, però c'è comunque un secondo tempo da giocare e da provare anche cose nuove. Ci sono giocatori, come abbiamo detto, dei Seppi, che comunque sono alla loro prima apparizione, quindi altri 45 minuti concentrati, e invece del Cresi sicuramente cercheranno di non farla finire in goleada, ecco, perché è pur sempre una partita che davanti a questo pubblico cercheranno, ecco, di portare a casa, ecco, quantomeno la faccia. Sul pallone c'è Letaïef, che è il giocatore più talentuoso o comunque più produttivo, visti i 5 gol finora messi a segno del Crezi. Si è visto pochino nel primo tempo, forse un po' troppo defilato su quella fascia, un po' da solo contro un cliente terribile che è Motta. Sì, lui sì, il numero 7 abbiamo visto il più in palla, però poco anche coadiuvato dai compagni di squadra, e da solo nella morsa, ecco, di Motta ce ne sarebbe poco per chiunque, ecco. Quindi sì, il Crezi dovrebbe adesso provare un po' a sbilanciarsi in attacco, stando però attenti, perché tra Mehmedi e Inzerauto è facile prendere un contropiede e subire un altro gol. Assolutamente, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, con Cucco che dà il via in questo momento alla seconda metà di Clivense Crezi. Abbiamo visto già un'entrata in campo nuova, perché il giocatore che ha appena sbagliato il passaggio è il numero 14 del Crezi, si tratta di Scapini. E adesso, caro collega, a te il compito insieme a me di andare a capire il posto di chi è entrato, perché forse non è più il numero 9 o l'11, che prima lo vedevo zoppicare perché aveva subito un duro colpo, quindi azzarderei l'uscita del... E ti dirò di meglio che ne abbiamo azzeccata tutte e due, perché ne vedo un altro di nuovo, quindi sono usciti sia l'11 che il 9. Perfetto. E c'è il 19 là in mezzo, che è Ghidoni. Ok. Ghidoni, che ha messo a segno 3 reti finora in questo suo campionato, tutte e 3 nella gara vinta 6-1 dal Crezi contro il Pozzo 2 partite fa. Quindi fuori abbiamo detto Poggi e Butturini, e dentro Scapini e Ghidoni. Non ci sono cambi invece, mi sembra, nella Clivense. Esatto, ci stanno riscaldando un po' tutti là a bordo campo, però
sicuramente aspetterà ancora un po' Allegretti prima di muovere un po' le carte. Sì, visto anche magari il risultato, ci sarà spazio per chi ne ha avuto meno in questo avvio di stagione. Esatto, l'ha detto anche settimana scorsa, a lui ogni domenica dispiace tenere fuori molti ragazzi, ma giustamente lui è il mister, deve fare delle scelte, però ecco, oggi sicuramente potremo vederne di altri, visto anche il risultato. Inzerauto, solito tentativo di giocoleria in fase d'attacco, 3 palleggi e rimessa con le mani guadagnata. Arriva De Pani che ha bagnato anche lui l'appuntamento col gol, primo gol in campionato tra l'altro al termine di un'azione molto bella. Esatto, bravo lui comunque a rimanere alto in quell'azione, infatti subito non potevamo... Occhio che siamo in zona d'attacco, Pasinato all'occasione per il 5-0. Pasinato si è visto un po' a sprazzi, no? Nel primo tempo, un po' meno continuo rispetto a quanto avevamo visto a Vestenanova, forse diciamo hanno fatto tutti bene, quindi si è visto meno lui, no? Sì, lui ha quel Per ruolo assurdo. dietro le punte da trequartista che abbiamo apprezzato a Vestenanova, quindi ha il compito di rifornire le punte, sicuramente in questo secondo tempo lo farà con maggiore insistenza. E qui si è visto bene perché ha messo a terra il giocatore numero 14 Scapini. Calcio di punizione per Cucco. Cucco ha fischiato tanto nel primo tempo, non ha perdonato nulla, ha tirato fuori addirittura 3 cartellini. Sì, si è fatto sentire anche lui in qualche modo, è una partita da tenere comunque sotto controllo, ma penso che non ci siano problemi anche visto il risultato. Intanto l'Etaïef si è spostato, come vedete, sull'altra fascia. Per ora i risultati sembrano simili ai precedenti, fermato anche questa volta da De Pani. Bragantini tenuti libero sulla sinistra, eccolo servito. Ancora più avanti c'è Motta che come sempre ha possibilità di cavalcare sulla fascia, sceglie di tornare indietro stavolta. Tenuti, Pavoni pressato dall'Etaïef, non ci pensa su molto e Sparacchia in avanti. Marzoli, Cipriani, Vitale nel suo primo errore della partita, arriva, amici sportivi, al 4° minuto della ripresa. Glielo perdoniamo, dai. Sì, occhio l'Etaïef, area di rigore, 2 dribbling e poi Elatimi gliela strappa via. Poi il sinistro tentato da Fontana, non è il suo piede e si è visto. Arriva anche Mehmedi che come vedete gioca tutto campo. Chiama all'avanzata Vitale che ragiona come sempre. Verticale per Inzerauto, aggancio, il destro per Mehmedi in area di rigore, controllo con il tacco, se ne sfuma invece questa volta l'azione. Anche qui c'erano i presupposti per qualcosa di interessante. Sì, si trovano bene le due punte leggere, Mehmedi, Inzerauto, chissà che uno dei due non bagni di nuovo la rete. Nel primo tempo abbiamo visto comunque il Cresi, al dispetto del risultato, cercare ogni tanto qualche scambio, soprattutto in mezzo al campo. Non sono proprio sprovveduti sul piano tecnico, dobbiamo dire. No, assolutamente, anche i risultati precedenti prima di oggi lo testimoniano. Ecco, sicuramente avere a che fare con la Clivense non è facile, e anche per come si è indirizzata subito la partita anche a livello psicologico, certo questo non aiuta. E anche in questo caso avete visto il buon fraseggio qui in linea di centrocampo. Qui c'è forse fallo contro il Crezi perché ha spinto Fontana, si è scontrato con Motta. Sportivo il gesto tra i due, queste cose vogliamo vedere. Ah sì, anche se siamo in terza categoria, però anche qui giustamente prima di tutto attenzione, c'è il primo cambio da parte della Clivense, l'abbiamo chiamato prima, vediamo chi entra per la squadra di Allegretti. Allora esce Mehmedi che è stato esce Pasinato. Ho visto lui ma andava a congratularsi col suo compagno di squadra. Pasinato merita anche un po' di riposo perché ha fatto tutta una partita d'un fiato, no? Cavalcando su quel campo difficile di Vestena sabato scorso. Anche nel primo tempo ha corso, adesso ha messo minuti nelle gambe, quindi anche lui sta acquisendo sicuramente più fiducia ed entra con il numero 18 Braga, che ce lo ricordiamo per appunto la doppietta all'esordio contro l'Edera. Poi settimana scorsa, come sappiamo, per i suoi impegni extracalcio non ha potuto presenziare alla trasferta di Vestenanova e oggi rientra in campo. Sì, fa il dentista, no? Va ogni 2 settimane, va a Madrid. Settimane alterne, quindi tra l'altro se il calendario lo aiuta dovrebbe venire a giocare solo quelle in casa, stando a questo tipo di impegno. Non gli va male, dai, in questo bel campo. Allora, Mehmedi ancora sugli scudi a masticare calcio con Motta sulla sinistra.
Vitale per vie orizzontali la Clivense. Tenuti, non butta mai via la palla, il giocatore della Clivense stavolta sbaglia, poi fallo di Vitale, fischiato immediatamente come sempre da Cucco. Molto attento, sì, l'arbitro. Dobbiamo dire anche che finora il clima gli dà ragione, perché è riuscito a non infervorarlo, no? Poteva magari, abbiamo visto anche nel primo tempo, la prima munizione era un mezzo rosso, quel fallo di reazione da parte arancione, diciamo, di sì. Butturini, un fallo di frustrazione, l'arbitro era 1 metro, sembrava gli detto questa te la perdono. Sì, e anche in un altro momento ha voluto parlare un attimo con la panchina del Crezi subito per mettere a tacere possibili polemiche che sta tenendo con duro polso, ecco, la partita in mano. Calcio d'angolo intanto per il Crezi con il numero 10 Fontana Granotto, classe 97, che è stato molto attivo anche nel primo tempo, si è un po' battuto contro i mulini a vento, no? della difesa della Clivense. Adesso ha guadagnato un calcio d'angolo, un po' isolato, numero 10, anche Butturini aveva provato in qualche modo a creare dei grattacapi, ma sono sembrati sempre un po' scollati, no? Fra di loro gli attaccanti ospiti oggi. Sì, manca quel quid in più, sicuramente, ecco, occhio al destro di Latifi, di Letayev, scusate, il migliore abbiamo detto fino a qui del Crezi, che infatti per una deviazione non trova la porta difesa da Pavoni, quindi il secondo calcio d'angolo consecutivo per il Crezi. Ancora dalla bandierina, capitana Cipriani, palla in mezzo, allontanata, e poi il destro direttamente fuori da parte di Marzoli. Come dicevamo, il Crezi è entrato in campo comunque spostando un po' il baricentro in avanti per cercare di trovare almeno il gol della bandiera e aprire un minimo il match. Sì, anche la settimana scorsa avevamo visto una partita con la Clivense a fare contenimento e ripartenza, no? Anche per merito del Vestenanova, che abbiamo detto più volte se l'è giocata, e fino allo 0-2 è stato assolutamente in partita. Esattamente, c'è stato il merito di Pavoni che parando il rigore subito dopo con un'altra bellissima parata a tenere a distanza il Vestenanova, che poteva veramente pericolosamente ritornare sotto. Con le mani Motta, Mehmedi ha spazio per calibrare il traversone, eccolo, preciso per Beneduce, tunnel ai danni del capitano avversario, poi mantiene ancora il possesso del pallone e forse commette fallo, se conosciamo l'arbitro, ormai l'abbiamo imparato a conoscere. Sì, questi tocchi qua li fischia tutti. Calci di punizione allora per il Crezi, quando se ne sono già andati ben 9 minuti nel corso della ripresa. Abbiamo visto un paio di tentativi su calcio d'angolo del Crezi e poco più. Yallo, Marzoli a campanile, Scapini va giù, anche questo è fallo, dice Cucco. Con Vitale che non lascia un centimetro agli avversari, abbiamo detto lui combattente, addirittura doppio cambio adesso per Allegretti. Vediamo chi esce, uno è Beneduce perché sta già salutando l'arbitro. Applausi per il numero 7, un altro giocatore poco appariscente ma molto prezioso, no? Nell'economia tattica del centrocampo. Esatto, come un regista aggiunto, e lascia il campo anche invece il capitano in campo, ovvero Vitale, che lascia e passa la fascia da capitano a Tenuti. Come era successo la settimana Esatto. scorsa nel finale. Vediamo chi è entrato. Ora entra con il numero 20 Olivieri. Esatto, e invece ed è entrato Felici al posto di Beneduce. Dunque un altro 2001 che Filippo Felici, ne avevamo contati 4 nei titolari addirittura nel primo tempo, e quindi grazie Jacopo che mi aiuta sempre nel ricostruire, no? Sì. Guardiamo Olivieri subito con un sapiente tocco di esterno per Inzerauto, palla sul sinistro, la grande parata di Brantini, poi arriva Olivieri, mamma mia, e scheggia la traversa, ma è on fire subito questo numero 20. Due tocchi per mandare in campo, in porta prima Inzerauto e poi sfiora un bellissimo gol. E lui è stato quello che la settimana scorsa, dopo pochi minuti dall'ingresso in campo, ha diciamo non chiuso la partita, però l'ha indirizzata bene col gol del 2-0. Esatto, ed è sicuramente quello che apprezza mister Allegretti. I giocatori comunque, anche se chiamati dalla panchina, si fanno trovare pronti e sono determinanti.
E questa è la prima vera notizia e nota di cronaca della ripresa. All'11° minuto la bella parata di Bragantini su Inzerauto, che ha sfiorato doppietta e ottavo gol in campionato, e poi il tocco di Olivieri appunto a scheggiare accarezzare proprio la sì. barra trasversale, no? Iseppi, questo è l'altro neoentrato, Felici, si mette in proprio Felici, anzi Braga, scusate, c'è un intervento giudicato regolare stavolta, a parte gli scappini, e il lancio qua è sicuramente in fuorigioco, l'attaccante del Crezzi, ma non ci sono i guardalinee, commette anche fallo, fa pure fallo, si trattava di Ghidoni. E adesso c'è un cambio anche da parte degli ospiti del Crezzi. Esce numero 5 Luca Marzoli, classe 93, al suo posto il 13 che è Yabang. Samba Yabang, altro giocatore del Gambia, classe 97, quindi con nazionale di Yallow. E questo non lo sbaglieremo, guardiamo le scarpe, insomma si vede parecchio bene, no? Sì. Occhio proprio a Yallow che anticipa stavolta Inzerauto, non è finita. Ma Olivieri recupera subito il pallone. Questo è Braga, fermato. Scapini chiede il supporto dei tuoi, lo trova in Letayev che sbaglia tutto, è la seconda volta che non si capisce con Yallow, nella prima aveva causato un calcio d'angolo nel primo tempo, stavolta qualcosa di meno grave. Esattamente, la Clivense comunque forse dopo i primi spauracchi di inizio secondo tempo è ritornata con concentrazione a governare il gioco del campo. Motta, Mehmedi ne ha 3 intorno, si mette in proprio, viene fermato con una certa rabbia da Letayev. Siamo ancora qui, Motta, Yallow, Scapini, tunnel su Olivieri, Fontana e Latini, un altro dei giocatori adattati, no, a giocare in quel ruolo viste le assenze e viste le sue lunghe leve. Comunque il colpo di testa soprattutto sono tutti suoi, e ricordiamo anche un gol in campionato su calcio d'angolo, però di piede contro il Soave. Esatto. Si perde nel nulla il tentativo di De Francesco, ancora Clivense in attacco. De Iseppi si addormenta un pochino, prova a suonare la carica Ghidoni. Siamo ancora sul 4-0 al 14° della ripresa. De Pani con le mani, Inzerauto, quanti chilometri ha fatto? Olivieri, tocco in avanti, attenzione a Mehmedi che ancora una volta la prende lui, anticipando il neoentrato Yabang. E nel frattempo dicevamo di dare la carica, sentiamo anche sottofondo il tamburo del Northside, che ricordiamolo oggi festeggia i 27 anni. E a proposito di Northside, dopo la partita ci sarà una grande festa per tutti i tifosi, con anche giocatori della Clivense, per appunto bagnare questo importante traguardo da parte dei sostenitori della squadra. Beh, belle, no? Queste cose così che avvicinano sempre i tifosi alla squadra. Abbiamo detto più volte, ha bisogno la Clivense dei suoi tifosi, perché fanno decisamente la differenza in queste categorie qui. Esattamente, penso che anche per gli avversari metta un po' di timore comunque trovarsi una curva sicuramente da non terza categoria, fa un certo che, quindi è bella questa testimonianza di affetto che i giocatori, abbiamo visto per tutti e 4 i gol, comunque vanno sempre a ringraziare sotto la curva. E la settimana scorsa abbiamo visto comunque una tifoseria all'altezza, Sì, è vero, quella di Vestenanova, con molti appunto appassionati di casa, con fumogeni e tutti quanti anche vestiti a modo, quindi hanno saputo rispondere sugli spalti. L'RGV di Vestenanova. Attenzione a il Crezzi in avanti con Letayev, sempre comunque molto attivo, ce la mette tutta il 7.
sicuramente il migliore in campo da parte degli ospiti. Attenzione, sono già ripartiti. Scappini, limite dell'area, ha spazio per caricare il destro, lo fa, forse non troppo convinto, no, in questo tentativo. Sì, si è fatto un po' prendere perché forse la difesa della Clivense è stata un po' a guardare, ma tiro da rivedere. Sì, si sono allargati tutti pensando ad un suggerimento, invece lui ha provato il colpo da 90. E la Timi, Olivieri, tocca un po' pigro, ancora il giocatore marocchino, trova tra le linee proprio Felici, che probabilmente tocca così il suo primo pallone, non lo fa benissimo. Cipriani deve difendere la sfera, torna indietro e perde metri Crezzi, e infatti anche Caspari non riesce a costruire. Sale la Clivense con De Pani alla ricerca del quinto gol. Olivieri, Dei Seppi, Motta, controllo volante, uno sguardo in mezzo a chi si sposta, è sempre Inzerauto, dettare i movimenti, eccolo qui, area di rigore, tallonato dal nuovo entrato, va giù da solo, l'arbitro dice che non c'è niente. Si riparte, lancio lungo per Ghidoni che tenta un buono stop e anche un discreto tentativo di suggerimento per Letayev, anticipato. Adesso è quella la coppia d'attacco del Crezzi. Esatto, proveranno loro due a provare a impensierire Pavone, ma attenzione che riparte la C'è Clivense. Mehmedi qua sotto il north side, pallone in mezzo con il destro per Inzerauto, anticipato molto bene questa volta da Yabang. Si va dall'altra parte, a incaricarsi del corner è uno dai piedi delicati come Federico Braga, che tra un paio di settimane compirà 28 anni, quasi coetaneo del Northside. Esattamente. Pallone corto, si resta in aria De Francesco, Prova sbagliato Felici. E poi il sinistro di Felici, non felicissimo sul piano del risultato. Esatto, un tiro un po' sporco. 19esimo, Bragantini può lanciare il pallone lontano dalla sua porta. Portiere che non ha avuto diciamo colpe sui 4 gol, si è invece esibito a inizio secondo tempo in una bella parata, vero, di piede, quasi alla hockey. Sì, quando è stato chiamato in casa si è fatto trovare pronto. Purtroppo i gol sono in copartecipazione soprattutto con la sua retroguardia. Bello qui il lancio, attenzione a Ghidoni, sinistro di Ghidoni, tutto fermo, palo, per tutto fuori fermo. gioco. Questa era forse l'azione migliore del Crezzi. Ma infatti fa segno di no all'arbitro perché lui si era visto in posizione regolare, ma l'arbitro aveva fermato il gioco ancora prima del suo tocco verso la porta. Sì, si è accorto che era veramente una bella azione questa volta. C'era stato il lancio, se abbiamo visto bene, di Yallow, e Ghidoni aveva vinto stavolta in velocità il duello con l'avversario. Anche il sinistro non era male, è andato a toccare il palo. Qui sbaglia Dei Seppi, non si capisce con Motta. Ancora Yallow con le mani. Tenuti ad anticipare Ghidoni. Ghidoni è entrato benino in partita. Sì, anche comunque col fisico riesce a tenere testa comunque in mezzo tra Tenuti e Motta. Vedremo se riuscirà comunque anche sotto porta a rendersi pericoloso. Guadagna metri intanto la squadra di Arragoni. Fontana, Dei Seppi difende la palla 2 volte, ottimo lavoro, poi un po' lungo invece per Felici. Cipriani sbaglia anche lui, Mehmedi le prende tutte. Sì, si sta secondo me conquistando il posto da migliore in campo lancio, anche lui. Inzerauto carica il destro, Inzerauto, il traversone invece, il tentativo. Cercava il passaggio filtrante per Braga e Sì. ha fatto un bel movimento, ma è stato anticipato dal difensore centrale. Sì, del anche Cresi. qui una bella idea, no? Fase di assist per Sì. Inzerauto, che ha sempre, sembra che abbia come i camaleonti, Sì, no? La gli vista a occhi 360 periferici, gradi. esatto, fin troppo altruista. Crezzi in avanti, Tenuti, si trova la palla lì e riparte da De Pani. Letayev solito in pressing, un po' solitario però, e la Timi. Si smarca Olivieri, ignorato, preferisce Motta, il compagno marocchino.
Lancio un po' lungo qui per Inzerauto, che anche stavolta era lì in mezzo, no? Smarcato. Lui cerca sempre, finché la palla non esce dal campo proverà sempre a rincorrerla. Scontro qui abbastanza doloroso tra Scapini e Motta. Resta a terra Motta e Sono la Clivense ha già il cambio pronto, però quindi aspettiamo un secondo per vedere se Motta comunque... Sì, ma si è già ripreso perché il Crezi non perde tempo. Ecco, questa cosa va sottolineata. Anche nel primo tempo, dopo i gol presi, erano già pronti a battere, no? al centrocampo. Sì, sicuramente avrà apprezzato il loro mister, perché non bisogna comunque, anche dopo prendere il gol, demotivarsi, esattamente. De Pani, parecchio movimento, ne stanno per entrare altri due in maglia amaranto. E con questi finiscono i cambi della Clivense. Finiscono i cambi perché siamo a 3+2. Quindi si gioca l'all-in. Vediamo chi esce, qualcuno da far rifiatare. Potrebbe essere anche un momento di standing ovation per Inzerauto. Se la meriterebbe. Vedo Davi il secondo entrare, quindi sicuramente un cambio offensivo tra lui e McMahdy, e poi anche il numero 13 Vallese invece, che sostituirà uno dei terzini. Anzi esce Elatimi. Elatimi. Doppio cambio nelle fila della Clivense. Ed entra Numero 5, esce Yassina Elatimi ed entra con Vallese, se non vediamo male. Esattamente, Lorenzo Vallese, E che non ha ancora 18 anni, li compie quasi a Natale, 23 dicembre 2003. ed esce McMahdy, abbiamo detto, e per lasciare il posto invece a compagno Davi. Sì, tanti applausi per McMahdy, uno dei grandi protagonisti del primo tempo, gol, assist, cavalcate, sportellate, fasciatura in testa, un guerriero assoluto. Un guerriero assoluto, secondo me si candida a migliore in campo insieme a Inzerauto. Finalmente è questo il McMahdy che vogliamo vedere. Nel frattempo Inzerauto ci prova ancora, destro, fuori aria e fuori dalla porta. Mai Sazio, il numero 11 della Clivense, che gioca da veterano, ma pure lui è un 2001, quindi giovanissimo. Yallow, verticale efficace per Scapini. Fontana, ancora sulla destra il Crezi, cerca lo spunto per riaprire un po' la gara. Gol della bandiera Ghidoni, anticipato da Pavoni. Pavoni quest'oggi quasi mai chiamato in causa, ma comunque sempre attento, tenendo alta l'attenzione anche in queste uscite. Sì, ha preso il sole oggi, dai, insomma, non ha fatto grossi interventi, non ha dovuto nemmeno uscire molto, parate Esattamente. nemmeno una. Il 2-3 merito va volte. quindi alla sua retroguardia e a tutti i giocatori che anche in fase difensiva comunque stanno facendo un'ottima partita. Sì, non ci sono state sbavature, forse ecco l'unica, se dobbiamo vedere il pelo nell'uovo, quell'errore dei Seppi a fine primo Sì. tempo, che infatti l'ha fatto arrabbiare anche, no? Sicuramente, perché ha cercato un po' di destreggiarsi in mezzo a tre avversari, perdendo un brutto pallone, ma per fortuna il Crezi non ne ha approfittato. Passano intanto i minuti, siamo al 25esimo. Qui vedete, si vede sullo sfondo mister Allegretti che colloquia con uno dei nuovi entrati, Felici, forse quello che è entrato meno in partita per ora, però ancora tempo per rifarsi. Fontana, differenza di centimetri con Dei Seppi, messo giù e calcio di punizione. Qui Vallese, fallo gratuito. sì, si è fatto sentire da dietro, un tocco poteva risparmiarsi a palla lontana. Un'occasione per il Crezi per provare a rendersi pericoloso. Sul pallone c'è Letayev, Ayman Letayev, classe 94, abbiamo detto 5 gol, per lui li ha fatti tutti in 3 partite, no? Nelle ultime 4, esclusa l'ultima praticamente, ha fatto una tripletta contro San Pancrazio, quindi di assoluto valore. Palla in mezzo, Pavoni, eccolo qui, il primo intervento della sua partita al 26esimo. L'abbiamo chiamato, ma come sempre Pavone si fa trovare prontissimo. Frutta un calcio d'angolo, il terzo della ripresa per gli ospiti. Palla corta, Dei Seppi la mette fuori direttamente in out.
Sale De Francesco, palla invece per Allegri. Cipriani stretto nella morsa delle maglie amaranto. Letayev non gli lascia spazio Vallese. Ottimo il giocatore, oggi maglia numero 13, la settimana scorsa ha fatto una bella partita. Esattamente, comunque tutti quanti gli uomini di Allegretti, come ci ha spiegato a fine partita, ma attenzione con Braga che prova a far partire il contropiede, ma i compagni non si fanno vedere. Ora allarga per Motta. Motta quanti chilometri ha fatto? Ha fatto tutta la fascia, credo una 70 di volte. Attenzione alla palla dentro per Braga, anticipato dal portiere del Crezzi. Sai, ragionavamo anche su un'altra cosa, siamo sul 4-0, però sicuramente la non è sazia la Clivense. Non è sazia, ma soprattutto cercherà anche di mantenere imbattuta la porta, perché finora ha preso un solo gol in campionato e fuori casa. Sì, comunque un piccolo riconoscimento anche per Pavoni e per tutta la difesa, che sicuramente vorrà continuare, ecco, anche quest'oggi. Lancio irraggiungibile per Fontana. Non sono questi i palloni che il numero 10 può gestire, ma nemmeno raggiungere. Motta. Dicevamo prima di Vallese che sicuramente ha bisogno di prendere anche lui fiducia e di mettere minuti nelle gambe. Quest'oggi, dopo la titolarità contro il Vestanova, ritrova il campo, quindi anche lui comunque sulle attenti con Allegretti che gli concede minuti. Sì, importante, ecco, gestire bene tutta la rosa, perché abbiamo visto che sono in 25-26, però ne hai 6-7 fuori, alcuni dei quali titolari e alcuni dei quali anche da parecchio e per parecchio, perché anche l'infortunio, come dicevi tu prima, di Anastasi non si risolverà nel giro di pochi giorni. No, purtroppo no, sicuramente gli va il nostro più grande in bocca al lupo. Comunque ecco, i suoi compagni lo sostituiranno al meglio. E poi ricordiamo anche gente come Romeo, che fino adesso non abbiamo potuto vedere in campo, oppure Gasparato, che dopo l'esordio con la Clivense purtroppo si è dovuto fermare, quindi una tribuna niente male, direi. Sì, parliamo di categorie decisamente superiori. Nel frattempo c'è un altro cambio, è uscito Allegri con il numero 4, è entrato al suo posto Truschelli con il numero 17 per il Crezzi. E attenzione, Braga ritorna sul pallone con un'altra punizione dal lato destro. Pallone d'altra parte per non abbiamo visto Davi, forse con il numero 17. Motta contro Traversone. Momento di affanno, forse un tocco di braccio da parte dei Seppi. Sì. Passano i minuti, siamo al 29esimo, siamo fermi per così dire al 4-0 del primo tempo. Secondo tempo un po' di quelli che ci aspettavamo, no? Ritmi un po' più bassi, con qualche più tentativo controllata in più magari del Crezzi, che ha provato ad alzare baricentro. Clivense che controlla, gestisce, ogni tanto prova a lanciare, no? I nuovi entrati verso glorie anche un po' personali. Esatto, che si metterebbe. Poi ricordiamo Davi comunque, che aveva trovato già un gol anche lui da subentrante alla prima partita, quindi anche oggi che vorrà trovare e ripetersi, per lui che comunque era da un po' che non trovava il campo, quindi sicuramente vorrà mettersi in mostra agli occhi di Allegretti. Infatti qua Davi prova a sfondare ma non riesce. Esatto, proprio lui fermato. Cipriani, Letayev è in mezzo a 4, la perde subito. Dei Seppi, dribbling secco, fallo. Altro intervento doloroso, questi scontri, no? Diciamo tra si ginocchia. sentono anche da qui, dalla tribuna di commento. Infatti il capitano del Crete rimane un attimo a terra, ma per lui non sembra niente di che. Qui si vede tutto l'essere pignolo, no? Del direttore di gara, che ha voluto far ribattere anche questa punizione, perché magari c'era la palla in movimento. Arbitro è lui, decide lui, quindi meno male, meno sì, male. Infatti ci togliamo volentieri questa responsabilità. Esattamente. Motta, Dei Seppi, attaccato da Ghidoni. Bello il tentativo a scavalcare la difesa per il numero 17 Davi.
Scapini, Yallow, ancora Scapini, perde la palla, Motta, Leggera spinta da parte del Truschelli ha commesso fallo. numero 17. Qui dei Zeppi, errore, Non si attenzione, intende con una Olivieri. piccola occasione, fuori gioco ancora di Ghidoni. Beh, dobbiamo dire, è fuori gioco, come è stato visto anche prima, però la linea della Clivense fa il movimento giusto. Sì, linea alta per impedire appunto possibili contropiedi per il Crezzi, quindi anche la difesa si sta muovendo molto bene in campo. Sono ben coordinati. Esatto. Motta, Coordinati penso anche da capitano Facciolo, che per tutta la partita comunque in panchina è in piedi e segue i suoi come quasi vice di Allegretti, quindi sente anche lui la partita nonostante l'infortunio. il classico allenatore in campo, anche se è lì a un metro fuori dalla linea. Davì, Braga, Braga, che si è posizionato da trequartista dietro a Davì e Inzerauto, e qua si guadagna anche un fallo con la munizione, da parte del del numero 14, che è appunto Scapini, è il quarto ammonito della gara, il terzo per il Crezzi dopo Butturini e Allegri, mentre invece nel primo tempo il giallo se l'era visto sventolare davanti anche Beneduce. Sempre Braga, no? Questi calci piazzati. Sì, perché a proposito di calci piazzati, con Facciolo in panchina, di solito ricordiamo è sempre lui l'incaricato. Olivieri carica il destro, Murato, ancora Olivieri, Inzerauto, una muraglia bianca-azzurra di fronte a sé, prova il tiro a giro. Ma non vede- gira troppo. Non gira, poi non aveva nemmeno lo spazio, no? per girare, aveva davvero tanti giocatori di fronte. Palla fuori, Ma sempre pericoloso Inzerauto, che corre anche per i compagni fino all'ultimo minuto, comunque non molla di un centimetro. ne ha mandati in porta 2, poi si è messo in proprio, ha segnato il gol del 4-0. De Pani, De Iseppi, in mezzo a 2, la perde ancora, aiutato invece stavolta da Olivieri, stava per combinarla Sì. un po' grossa, ogni tanto ha questi eccessi di fiducia. Sì, prova a saltare un uomo in più, forse dovrebbe liberarsi del pallone un po' prima. Senza troppa fretta, tenuti. Motta. Solito tocco felpato per Inzerauto, che controlla bene. Fermato da Yabang. Scapini. Felici. Motta, vediamo se la prende. Ce la fa naturalmente, perché corre veramente tanto. Yallow. Letayev, ancora Motta. È difficile trovare il migliore in campo oggi. Giocano Anche tutti Motta sì, ci mette in difficoltà oggi. bene. Inzerauto, bello il tocco dall'altra parte, attenzione che arriva Vallese, carica il destro, deviazione, corner, applausi anche per il numero 13. Sempre tutto nasce da queste idee di Inzerauto, che adesso però è rimasto a terra, forse più un po' di fatica, di stanchezza. Infatti si rialza senza problemi, fa cenno dell'ok con il pollice recto. Kevin Inzerauto, che sarà anche stanco, insomma, non può uscire più perché hanno finito i cambi, deve tenere duro perché mancano ancora una decina di minuti più recupero al termine della gara. Braga dalla bandierina, c'è in mezzo anche Tenuti, palla ancora corta, proprio Tenuti con il tacco, si va al replay. Abbiamo visto tante volte questi corner battuti un po' corti, non so se si tratti di uno schema, no? Della Clivense. Probabilmente sì, sicuramente Però adesso proverà invece il lancio più lungo. Vediamoci anche dei Zeppi lì che può colpire di testa, eccolo lì, Zeppi lunga, non ci arriva nessuno, si resta lì, Inzerauto tenta una rovesciata dei Zeppi, poi De Francesco, tutti per terra, si gioca contropiede, Letayev da solo contro 3, stanno arrivando anche altri 2 giocatori, 2 compagni di squadra, da solo contro Vallese che gli strappa via il pallone. Ottimo intervento di Vallese, qua Letayev doveva provare il taglio sulla destra prima. Sì, ma grandissima chiusura da parte di Vallese, che si fa trovare pronto.
De Seppi stavolta con decisione nella parte più delicata del campo, nel momento più delicato dell'azione. L'esterno morbido ancora di Olivieri, Inzerauto in mezzo a 3. Poi Davi combatte, ma viene chiuso dai difensori del Cresi. palla oltre la recinzione, ne arriva subito un'altra. Con il destro allora ancora Federico Braga a pochi metri dal north side. Cinque giocatori della Clemenza in area. Il va più piccolino, Inzerauto. Inzerauto quasi la prende. Altro pallone. E Ialo la butta di là nel parcheggio in zona roulotte. Il pubblico forse un po' del palato fine, no? Sì. Dell'Olivieri non gradisce. No, qua, tra un po' finiamo i palloni. Con le mani Vallese arriva Olivieri. Altro cambio naturalmente per il Crezi. Esce Letayev mi sembra, o meno no, forse si avvicina solo a bere. Non abbiamo visto là in fondo. Sì, si sta sedendo in panchina. Cercando di capire. Allora è entrato il numero 16 che è Bernardi. E forse addirittura Cipriani, può essere? Può essere il capitano. L'ho visto un po' stanco nel secondo tempo. Eh sì, anche lui ha dato tutto, quindi Proprio Cipriani mi sembra. il mister ha preferito sostituirlo. Attenzione ancora Davi che prova verso la bandierina. Vallese. Inzerauto e poi Braga per un pelo non se la ritrova sul sinistro. Motta, sinistro, interessante. Un tiro cross, forse ci stava una deviazione sul secondo palo. La palla 3-4 metri dalla porta di Bragantini. Ci prova sempre Motta, c'ha proprio la mentalità di spinta offensiva, è vecchio stampo. Vecchio stampo, comunque anche lui, anche oggi, ma anche come settimana scorsa, tra i migliori in campo. Sicuramente su questa fascia è lui il protagonista. Giocatore comasco, numero 3, si ispira a Maldini, no? Fa lo stesso ruolo, spinge come lui. Glielo auguriamo. Fermiamoci qua. Sì, fermiamoci qua. Che poi forma una bellissima coppia su questo lato con Inzerauto, quindi Sì, assolutamente è stata la fascia che ha messo più in crisi, no? La squadra ospite nel primo tempo. E poi soprattutto non si sfonda da quella parte lì. assolutamente no. Pavoni prova anche lui a toccare un po' di palle. Lancio lungo. Iallo. Scapini non la tiene dentro. Minuto 39. Clivense 4, Crezi 0. Ancora Motta, siamo sempre in fase d'attacco. Truschelli sparacchia malamente con lo stinco. Vallese verso Inzerauto, mette Attenzione. giù l'avversario, qui forse era fallo. Ci sarà rimessa dal fondo, infatti vedete si scusa Inzerauto con Yabang. Sono venuti al contatto i due, era in anticipo comunque il giocatore centroafricano. Non ha fischiato Cucco che sembra avere un po' diminuito i fischi nel secondo tempo. Anche lui sente la stanchezza del match. Fontana non riesce a innescare in verticale Letayev che non la prende bene. Tocco di mano, Tutto forse di braccio, fermo, di però Lepani. fischiato qui, o è da ripetere la punizione o è fuori gioco. Sì, punizione, prima. sì, esatto. Per un tocco di braccio di Lepani. De Francesco, Truschelli, Ghidoni, quasi un intervento da difensore più che da attaccante. Scapini, Bernardi, Letayev, dribbling secco, palla sul destro, prova e fa fare la seconda parata di giornata a Pavoni. Pavoni che sporca i guanti, ma tiro innocuo e centrale, per lui nessun problema.
riparte la Clivense sulla destra con Vallese. Perde Messo palla. giù. Fontana, Truschelli, De Francesco, De Francesco che si è preso la fascia di capitano all'uscita di Cipriani, questo conferma, no? Sì, La nostra ipotesi. ipotesi che sia uscito il capitano. Tenuti, altro vice capitano chiamato in causa nell'indossare la fascia. Motta, Olivieri, Braga, Felici, tutta un'azione in orizzontale a salire per la Clivense con l'appoggio di tutti i nuovi entrati. Mancano 3 minuti e mezzo più recupero al termine di una gara mai in discussione. Come era successo nella partita precedente, la Clivense ha messo subito in chiaro le cose, no? Ha accelerato dall'inizio. Sì, invertendo poi il trend delle prime partite dove partiva forse un po' più a rilento per poi esplodere nel finale, visti anche comunque i cambi importanti dalla panchina. Quest'oggi invece subito partita chiusa nel primo tempo. Sì, tra l'altro molto diversa da quella della settimana scorsa, no? Dove invece abbiamo detto più volte si è rimasti in equilibrio fino a metà della ripresa, fino al gol di Olivieri. Inzerauto, anzi sì, lui per lo stesso Braga che si scontra contro De Francesco, dei Zeppi. Felici riesce ad andare via, area di rigore, poi un cross per Inzerauto, la prende lui ma non basta. Una bella partita però da parte della Clivense, dobbiamo dire, al di là della opposizione relativa che il Crezi ha opposto, perché la squadra ospite ce l'ha messa tutta, però il divario oggi si è visto, no? Tra le due squadre. La Clivense ha fatto il suo, ha giocato bene, un primo tempo ottimo e un secondo di contenimento. Sì, con anche mettendo in mostra comunque i giocatori che hanno visto meno il campo, quindi sicuramente ne trarranno beneficio per il proseguo del campionato. C'è un problema intanto, un giocatore ospite, forse Crampi. addirittura Crampi. Mentre ormai già a quest'ora sta calando il sole, vedete il campo completamente in ombra, a differenza del bel verde chiaro del primo tempo. Questa nota cromatica che ci dice che siamo al 88esimo. Addirittura d'arrivo, ma aspetto non troppo recupero, giusto per recuperare comunque quei cambi che sono stati fatti, ma poi anche il risultato legittima la partita, quindi penso che anche l'arbitro non la prolunghi di troppo. È Gaspari, il giocatore infortunato, che sta zoppicando vistosamente sul fondo dietro la porta del suo portiere. Partita finita per lui. E quindi Crezi credo sia momentaneamente in 10. C'è tempo anche per un giallo, credo a dei Zeppi, giusto? Sì, fallo poco oltre la metà campo. Quinto ammonito della gara, secondo per la Clivense dopo Beneduce. Un altro centrocampista, Granata, che si prende il giallo. Sul pallone c'è il sempre lui, Truschelli, palla in mezzo direttamente da Pavoni, che con una certa fretta rilancia verso Inzerauto. Gli hanno messo Yabanga, Inzerauto ha fatto tutto il primo tempo un duello stravinto con Jallov, adesso gli hanno messo l'altro giocatore Gambiano, che sembra più efficace, ecco. Sì, magari sì, Inzerauto un pochino può essere calato anche per questioni umane, fisiche, sicuramente, però sembra un po' più in palla questo numero 13, eccolo lì, guardate, ancora a marcare a uomo l'11 di casa. Scappini, Motta, ancora fiato per anticipare a metà campo. Felici, un paio di calcioni, resiste. Olivieri, problemi di controllo, allora arriva Braga, bellissima l'imbeccata, Braga per Inzerauto, che meraviglia, cioè fuori gioco, ma era un cioccolatino questo un'imbeccata passaggio. stupenda, stavolta era
Inzerauto che si è fatto trovare tra le linee a sgusciare dietro i difensori avversari, fermato purtroppo dalla bandierina, però bellissima azione di Braga. Sono quelle giocate che prima devi immaginarle, no? Averle nella testa e poi provare a metterle in pratica. Gli era pure riuscita. Siamo al 91esimo, non abbiamo visto, ammettiamo, le dita dell'arbitro verso il cielo a segnalare il recupero, ma il risultato non ne risentirà particolarmente. Motta, altro traversone, Velo, Inzerauto, ancora Inzerauto in aria, stavolta Scapini lo ferma benissimo. Inzerauto va si becca anche la un munizione. po' anche lui a esagerare. Qui è un peccato di gioventù, diciamolo, no? Eccesso di foga sul 4-0 al 92esimo e perso un pallone in area avversaria. Poi vuol dire proprio non mollare un centimetro. No, infatti si apprezza questa determinazione da parte sua qui, appunto, poteva anche lasciarlo andare. 7 ammonizioni per la Clivense in tutto il campionato, ne ha prese 3 oggi, ne ha prese 4 la settimana scorsa a Vestena. Scapini, tenuti, ancora Inzerauto, forse l'ultima azione della partita. Ne ha ancora, attenzione. 1 contro 1 con Yabang, rientra Inzerauto, poi la palla che gli scivola via. Braga, destro a giro, Braga! 5-0! Applausi! Ma che gol meraviglioso! Mamma mia, la chiude così con un grandissimo gol. Un tiro a giro alla destra della porta, veramente imprendibile. Anche qui un'altra azione fantastica di Inzerauto che al 92esimo comunque corre ancora e poi serve questo pallone per Braga che anche oggi scende in campo e la mette dentro. È il terzo gol in campionato per Federico Braga, classe 93, aveva segnato i 2 gol sul campo dell'Edera. E quello di oggi è una meraviglia balistica, veramente abbiamo visto qualcosa di strepitoso in tutti i gol che abbiamo visto oggi. Sì, e riferendomi a Braga direi che se può anche fare a meno di andare a Madrid, hai visto questo giocatore. Magari deve calibrare meglio le partite in cui andare, no? Diciamo. Sì, quelle più importanti, però veramente un valore aggiunto e in questo caso si fa sentire meno l'assenza di Anastasi, quindi ottimi anche i sostituti. 5-0, non è finita la partita, siamo al 93esimo, scoccata in questo istante. Crezzi che prova l'ultimo sussulto della sua gara, Letayev, palla sulla sinistra per De Francesco, traversone, Ghidoni, controllo in mezzo a 3, è un'impresa impossibile e ancora insiste il Crezzi, Letayev. Dribblato Felici, sinistro, deviazione, Depani. Poi Depani voleva l'uscita di Pavoni ma era un po' lontano. Vallese messo giù e penso che su questo rinvio sarebbe anche chiuderà, comprensibile, sì, no? direi di sì, è auspicabile il 5-0. fischio più che altro perché la partita veramente non ha più nulla da dire. Sì. Ci ha permesso, ecco, grazie a questo recupero, di vedere un altro gol bellissimo. Veramente stupendo. Braga l'abbiamo potuto apprezzare contro l'Edera, ha questi colpi con anche il gol, ricordiamo, su punizione, e anche quest'oggi l'ha messa dentro. Attenzione, arriva il triplice fischio. Eccola qui la fine della partita, 5-0 per la Clivense sul Crezzi. Clivense che sale a 21 punti, va a 7 vittorie su 7, mantiene inviolata ancora la porta, un gol subito fuori casa sul campo dell'Edera, ne ha preso 1 in 7 gare, la squadra di Allegretti, e conferma il primato in classifica. La settimana prossima si gioca nella Busa di San Zeno, il Crezzi rimane a 7 punti e sabato, domenica anzi ospiterà l'Arena. Ricordiamo solamente i gol: nel primo tempo al 9 Mehmedi, al 14esimo Depani, al 20esimo Vitale, all'ultimo minuto del primo tempo 46esimo Inzerauto e poi all'ultimo minuto del secondo tempo, più o meno insomma il 47esimo, il bellissimo gol di Federico Braga. Ringrazio Jacopo Segalotto, collega della Cronaca di Verona, per essere stati con noi. Grazie a te, Jacopo, è stato un piacere. E vediamo appuntamento alla prossima settimana, amici sportivi, per un'altra telecronaca diretta sui canali Facebook di Clivense e Teleradio Arge, sul 640 digitale terrestre, su YouTube. Grazie agli amici tecnici di Avelia che ci hanno permesso anche oggi questa trasmissione. Clivense batte Crezzi 5-0, amici, buona serata. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming.
Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.